Siamo nati quasi un anno fa a Sant'Anna con un appello di giovani under 40 che poi ha raccolto nei mesi 1200 firme, abbiamo fatto 26 tavoli tra tematici e territoriali, c'è stato un imponente processo partecipativo. Siamo nati su un'urgenza che è proprio quella che ci ha portato anche qua oggi. C'è un'urgenza democratica in Sardegna, c'è una crisi della democrazia rappresentativa, una crisi anche della funzione dei partiti e pertanto oggi bisogna ricostruire proprio le basi della dinamica partecipativa, della costruzione programmatica di un'idea di governo per la Sardegna. L'abbiamo fatto pensando che oggi nell'isola si vive una situazione di policrisi, una crisi prismatica, molto profonda, che ha tante radici e che si intrecciano fra di loro in maniera preoccupante. E questa situazione è vissuta, sta allontanando le persone dall'idea che la politica possa essere qualcosa di utile per loro, e questa anzi, l'idea che sta passando è che dalla politica bisogna difendersi, semmai, molto spesso, e quindi questo è un punto cruciale. C'è una sfiducia enorme che non si cura con le solite ricette, che non si cura con programmi che sono vecchie copie del passato o che non hanno quel coraggio di cui si parlava anche nell'introduzione per parlare in maniera chiara alle persone, con alcuni punti determinanti che sfondano nel senso comune, che creano un nuovo senso comune. O c'è questo o noi pensiamo che veramente si possa giocare ben poco. E pensiamo quindi che le vecchie ricette portino solo aumento dell'astensione e il consolidamento della situazione attuale, e pensiamo ulteriormente che la discontinuità di cui noi parliamo nel documento col quale siamo venuti, abbiamo stampato qualche copia, si debba misurare sul riconoscimento delle istanze, delle progettualità e dei metodi che sono lontani anche da luoghi come questo, che nascono anche in virtù dei fallimenti di luoghi come questo, e che quindi debba esserci un riconoscimento politico di processi partecipativi, di processi che hanno aperto un varco oggi soprattutto fra le giovani generazioni. E su questo ci teniamo molto a dirlo in maniera chiara, senza fare giri di parole. Siamo qua per verificare le condizioni di un governo di scopo per affrontare le urgenze della Sardegna. Questa è la definizione che abbiamo dato. Sappiamo che ci sono tante differenze. Pensiamo però che oggi la Sardegna abbia bisogno di uscire da un contesto, da un guado della crisi che sta vivendo, e con alcuni punti di scopo molto importanti sulle urgenze. Questo è il mandato che abbiamo per essere presenti oggi a questo tavolo. E quali sono le condizioni che poniamo? La prima, che ci sia un riconoscimento politico del processo partecipativo che abbiamo portato avanti, e quindi di buona parte dei 5 punti su alcune questioni cruciali per la Sardegna. Una legge sull'energia, un'agenzia sarda per energia che governi la transizione energetica, che non lasci agli speculatori privati, una legge nuova sulla sanità pubblica che affronti le urgenze che stiamo vivendo giorno dopo giorno, un nuovo investimento di pensiero innanzitutto sui poteri che deve avere la Sardegna, e quindi anche qui c'è bisogno di ragionare sul nuovo statuto, su norme di attuazione, su tanti percorsi che servono per acquisire nuovi poteri e rendere la Sardegna sempre più capace di autogovernarsi. Pensiamo che un punto cruciale sia una nuova legge elettorale. Per quanto ci riguarda è una questione essenziale, una nuova legge elettorale democratica che faccia fronte alla crisi da partecipazione della legge elettorale attuale, che secondo noi è un profondo errore che è stato compiuto, quello della legge elettorale attuale. Pensiamo che ci sia un bisogno di fare un ragionamento su una legge quadro sull'istruzione, sulla co-ufficialità del sardo e dell'italiano nelle istituzioni e tante altre battaglie che trovate dentro i 5 punti. Quindi su questo bene la cabina di regia programmatica, perché serve per discutere sui temi, e su questi noi vogliamo discutere fino in fondo. Secondo punto, noi pensiamo che contestualmente a questi punti serva aprirsi sui territori, serve costruire il programma anche con la cittadinanza, con gli amministratori locali, con chi è in prima linea nella frontiera oggi della crisi della democrazia. Quindi amministratori, comitati, associazioni e via dicendo. Terzo punto, c'è bisogno di costruire una discontinuità anche rispetto alla candidatura, al profilo del presidente o della presidente per la regione Sardegna.
Noi pensiamo che su questo il tempo stringe, quindi il metodo debba rispettare i tempi stretti. Il tempo stretto è una condizione essenziale, si voterà tra fine gennaio e febbraio, c'è bisogno di definire quanto più possibile una candidatura che sia espressione del rinnovamento. Su questo non ci piove, c'è bisogno di dare un messaggio di rinnovamento se si vuole essere credibili, diversamente si rischia di incappare in strade già viste. Terzo punto, noi abbiamo bisogno di sfidare tutti noi a una discussione relativamente al limite del doppio mandato. Pensiamo che ci sia un'urgenza anche relativamente al ricambio della rappresentanza politica in Consiglio regionale. E altro punto cruciale per noi, liste pulite. Non abbiamo bisogno, cioè bisogna affrontare la questione morale forte, della quale si è già discusso. Pensiamo che le liste pulite, quindi anche chi è condannato in primo grado per reati contro la pubblica amministrazione, non sia nemmeno da valutare. E chiudo e vado verso la conclusione ponendo altre piccole condizioni o virgole, insomma, del dibattito per dire tutto. Noi abbiamo bisogno di verificare quindi questa convergenza di scopo e abbiamo bisogno che questa cosa sia anche trasparente. Abbiamo bisogno che questi incontri magari nelle prossime volte si valuti anche di renderli in parte pubblici, di aprirli. Perché bisogna aver paura di parlare alle persone? Gli accordi si costruiscono in una cabina di regia, gli accordi programmatici, ma bisogna ascoltare e far percepire che dentro questi tavoli non si discute della spartizione di poltrone, si discute di programmi, di temi, di visione della Sardegna. Ed è su questo che noi siamo qua, per questo che ci siamo, per sfidare tutti a questo obiettivo, a parlare verso l'esterno innanzitutto. Dico le ultime cose, le ultimissime, e non prendo altro tempo. Noi pensiamo che la scadenza sia vicina, pensiamo che il tempo del vedersi debba essere scadenzato in maniera forte, in maniera settimana dopo settimana, tanto la cabina di regia quanto il tavolo politico. Pensiamo che la riconvocazione di questi incontri debba avvenire in orari un po' più comodi per chi lavora e non sia costretto a venire prendendosi dei giorni e magari immaginare altre forme anche di incontro, online magari, per aprirli e per renderli più inclusivi. Pensiamo infine, e lo diciamo chiaramente, che il tempo non c'è più tempo. Noi siamo qua su un preciso mandato. Noi entro fine settembre vogliamo costruire una cornice programmatica con alcune questioni cruciali e pensiamo che entro fine settembre questo aggregato, questa visione debba emergere con forza. Se non ci sarà questa discontinuità, questa disponibilità della discontinuità, Sardegna chiama Sardegna prenderà le sue dovute scelte. Lo fa con coerenza rispetto al messaggio che abbiamo voluto lanciare per coerenza rispetto a tutte le persone che abbiamo coinvolto e che ci chiedono oggi non qualcosa purché sia, non l'unità purché sia, ma un'idea di governo per la Sardegna che parli alle persone e che emotivamente porti le persone di nuovo a votare e a credere che in questa terra si possa ancora vivere dignitosamente. Grazie.